abbastanza importante perché abbiamo trovato una buona risposta da parte delle imprese. Quindi io partirei subito con la prima slide che ci dice a quante aziende ci siamo rivolti. Complessivamente ci siamo rivolti a 385 aziende e il criterio di selezione è stato proprio quello l'asse Padova-Piove di Sacco. Quindi abbiamo coinvolto tutti questi comuni e i codici di avviamento postale di Padova che hanno direzione sud-est sostanzialmente. Come vedete, la maggior parte delle imprese che sono state coinvolte sono del comune di Padova, perché sono 280, e 105 sono quelle della Sacisica. Dobbiamo dire che abbiamo preso una sede legale e in qualche occasione la sede legale non è sempre rappresentativa dell'azienda. Abbiamo trovato per esempio che su questo codice di avviamento postale, che è il 35129, che è questo qui, ci sono anche sedi di molti commercialisti e che quindi le imprese hanno sede presso il commercialista e che quindi insomma in qualche caso non è proprio la fotografia esatta del territorio, però bisognava partire da una certa popolazione. Ringrazio il dottor Mazzolento che mi ha dato dell'ingegnere, ma sono solo dottore, non sono ingegnere, sono laureato in statistica, quindi dobbiamo partire da una popolazione certa e abbiamo preso il dato della Camera di Commercio di quante erano queste imprese. Come vediamo, le risposte che abbiamo ottenuto sono il 15,3%. Tenete conto che in un periodo natalizio di chiusura di bilancio d'anno, di chiusura di fatturati, di ordinativi, le imprese non hanno tempo per rispondere. Allora, ovviamente è stato strutturato un questionario abbastanza veloce, abbastanza facile da svolgere, dando la possibilità di rispondere anche su internet. Quindi l'azienda accedeva con un proprio codice direttamente su internet e questo ha sicuramente facilitato la risposta. È stata fatta una buona campagna di sollecitazione e alla fine le risposte sono arrivate. Come dicevo, 15,3% delle risposte, che però se andiamo ad analizzarle, e sullo studio lo trovate, se andiamo a vedere i valori assoluti o relativi, questi sono i valori assoluti, se andiamo a vedere i valori relativi, hanno risposto molto di più le imprese nella Sacisica. Come dire che probabilmente nella zona una maggiore richiesta forse c'è di mobilità, forse perché anche su Padova ovviamente l'offerta di mobilità è già abbastanza buona probabilmente, mentre nelle zone della provincia probabilmente c'è una richiesta un po' più alta. Infatti questo 15,3% va al 20%, poco più del 20% nella Sacisica e si abbassa al 10% a Padova. Abbiamo analizzato i dati, sempre, tutte le risposte sono state analizzate sia per dimensione di azienda, quindi fino a 50 aziende, 50 addetti o sopra i 50 addetti, appunto fra le due dimensioni territoriali. L'abbiamo analizzato guardando se avevano più operai o più impiegati e quindi per capire se appunto l'orario di lavoro poteva essere in qualche modo anche maggiormente flessibile o no, che sappiamo bene che le esigenze dell'industria sono quelle un po' più rigide, e per finire anche se la sede dell'impresa era una o era disseminata nel territorio. E anche questo ci siamo trovati, per esempio, ne cito una su tutte, insomma, Ali, con quasi 1000 Ali supermercati, più di 1000 dipendenti, però ovviamente essendo dei supermercati sono dislocati su tutto il territorio che va oltre la provincia di Padova, perché insomma, quindi capite bene che questa è una suddivisione che anche diventa interessante, che ci sono 300-400 persone che arrivano tutti nello stesso posto, ha un senso. Se invece sono più di 1000 tutte dislocate nel territorio, i ragionamenti da fare sono diversi. Allora, il questionario era diviso in diverse sezioni. La prima era sui servizi e la mobilità. Veniva chiesto qual era sostanzialmente se la mobilità era un problema. Le risposte possibili erano tra i principali problemi da affrontare, quindi questa cifra molto piccolina dell'1,7%, un problema importante, un tema che merita attenzione e soluzioni, un tema trascurabile oppure l'ultimo dei problemi. Come vedete gli imprenditori non hanno peli sulla lingua, quindi l'ultimo dei problemi da affrontare è quasi il 30%, però un tema trascurabile un altro 45%, quindi non è il problema degli imprenditori, ma potevamo anche immaginarcelo. Però se mettiamo insieme l'altra parte, no, scusatemi, questo è l'8,5, questo è un tema che merita attenzione, quindi se mettiamo insieme questa fetta più le altre due che sono quelle di una certa rilevanza, superiamo il 50%. Quindi ci accorgiamo che è un tema che non è il più importante, ma che però abbiamo bisogno di qualche attenzione. Ci accorgiamo appunto suddividendo, questa è la stessa torta solo che è svolta in verticale, abbiamo alcune differenze di un certo tipo fra la Sacisica e Padova
in quanto questa fascia più scura, quello che non ha problemi, arriva al 16%, mentre qui siamo all'8%. Quindi nella statistica si legge una maggiore disponibilità. Allora, poi abbiamo elencato alcuni servizi che potevamo offrire, e quindi a partire dalla minimizzazione dei costi della flotta aziendale, il controllo dei costi del viaggio, quindi la parte di controllo del viaggio, dei costi, e come vedete, se noi abbiamo moltissimo quello azzurro, molto quello più chiaro, abbastanza per nulla, se noi andiamo ad